Sì, proprio non pugunara. Saluti a voi. Ero curioso di sapere perché i napoletani usano questo appellativo per le persone, diciamo, che sono scaltre, furbe. In ogni situazione se ne esce sempre pulite, e sempre portando con sé un vantaggio, solitamente un guadagno a proprio favore. E chi ci sa fa o bucunare trova un guadagno anche economico, perché o bucunare viene dal latino pecunia, pecuniale, cioè la dea della ricchezza, dell'abbondanza. Attenzione da non confondere con opacona. Opacona viene dal francese pecuit, che sta ad indicare in pratica il retro dell'uccellino, che quando le esce quella penna dietro, che sta ad indicare che l'uccellino non è più piccolo, è un giovane, sta crescendo, è maturo, tiene esperienza, l'asciuta o pocona. Come sempre vi invito a chi più ne sa, più ne metta, e vi auguro buona storia.